Non basta l'assedio finale, Kiev accusa su Mariupol armi al fosforo, smentita dai filorussi. Alto là di Londra, se è vero tutte le opzioni sono sul tavolo, missili su Mykolaiv. Putin vede il bielorusso Lukashenko e dice attacco inevitabile, era solo questione di tempo, raggiungeremo gli obiettivi, impossibile isolare la Russia, Zelensky chi non dà armi è responsabile. Paura per il Covid a Shanghai e non solo, il Dipartimento di Stato USA ordina allo staff di lasciare la città, la Cina politicizzano l'evacuazione. La Polizia di Stato celebra i suoi 170 anni, manifestazione a Roma alla presenza del Capo dello Stato che dice decisivo impegno contro le infiltrazioni criminali. 14 milioni di italiani andranno in vacanza per Pasqua, si prevede il pienone in molte località, turismo in risalita, le città d'arte e il mare le mete preferite. Buongiorno dal TG2. In apertura il conflitto in Ucraina. Si intensifica la morsa di Mosca nell'est del paese, pioggia di missili e vittime a Kharkiv. Mentre resta massima l'allerta a Mariupol, dove Kiev denuncia il lancio di droni con sostanze tossiche. La Russia smentisce. Intanto l'UNICEF lancia l'allarme: a rischio fame la metà dei bambini ucraini. Laura Squizzato. Lo sentite?